Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Zaia commenta così le parole del ricercatore lombardo per il quale il Covid-19 perderebbe forza durante le mutazioni. Personale opinione, ribadisce, ma se va via tanto velocemente qualcosa di artificiale c'è. Ancora dati shock sul lavoro, in 3 mesi persi 60.000 posti a termine. Il presidente di Confindustria Venezia durissimo con il governo e il nuovo decreto non servirà a nulla, dice. Tragico incidente stradale questa notte a Mestre, un uomo di 52 anni ha perso la vita uscendo di strada con la sua moto. Pericoli di ordine pubblico nel far rispettare le norme anticontagio su bus e vaporetti. I sindacati chiedono al prefetto i controlli delle forze dell'ordine. La protesta di un gruppo di titolari di asili e di maestre davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera chiedono certezze, siamo dimenticate la loro denuncia. Con l'aiuto dei droni del reparto volo la polizia ha individuato 2 giovani responsabili di furti avvenuti ultimamente nelle barche ormeggiate in città Venezia. Tra le realtà duramente colpite in questi mesi c'è anche la Canottieri di Mestre, che ora è pronta però a ripartire in una laguna mai stata così pulita. Il telegiornale di Venezia, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, come sempre in apertura dunque parliamo ovviamente di coronavirus, una rapida occhiata ai dati del bollettino del pomeriggio dell'azienda Zero con i 18.702 casi positivi totali in Veneto registrati dall'inizio dell'epidemia, dall'inizio della pandemia e un più 31 casi positivi registrati nelle ultime ore rispetto al bollettino di questa mattina. Come vedete però il dato che emerge ormai da giorni è quello di una curva discendente, 12 i casi positivi in più rispetto a questa mattina, in alcuni casi anche 0, in alcuni focolai che vengono appunto registrati. 5.163 in totale in Veneto le persone in isolamento domiciliare, 726 le persone ricoverate in area non critica, 77 le persone in terapia intensiva appunto ricoverate, mentre sono 1.258 i decessi registrati dall'inizio della pandemia negli ospedali, che salgono a 1.650 se contiamo anche le case di riposo. Il dato comunque conferma appunto che il numero di casi positivi seppur presente è in rallentamento, mentre oggi tra i tanti temi toccati dal governatore Zaia durante il punto stampa fanno discutere le parole proprio del numero 1 di Palazzo Balbi sulla origine del virus. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Commenta così il governatore del Veneto rispondendo alle domande dei cronisti l'affermazione di un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza. Zaia affronta la questione precisando che si tratta della sua opinione, non di scienziato. Sono le temperature, sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Ma in queste ore è ancora il tema delle riaperture delle attività commerciali ed artigianali a tenere con il fiato sospeso gli imprenditori ed il presidente della regione si fa portavoce delle istanze interpretando la richiesta al governo di date certe e protocolli certi. È fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri. Ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Zaia si aspetta che a ora il Presidente del Consiglio comunichi le decisioni del governo e pubblichi il nuovo decreto. Se poi
vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM, dice un articolo solo, si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto. Finito l'articolo. Infine, ancora un appello ai veneti sull'uso delle mascherine dopo che gli sono giunte tantissime foto di cittadini che non indossano il dispositivo. Io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. E più tardi, sempre sul tema dell'origine del virus che tanto ha fatto discutere, Zaia ha precisato: solo gli scienziati possono sequenziare il virus, vederne il DNA, capire se risulta essere un taglia e cuci, avere frammenti di altri virus oppure essere autentico. Il nostro mestiere, ha detto Zaia, è occuparci della salute dei cittadini, che non prescinde dal fatto che informazioni come questa darebbero risposte a molti quesiti di natura anche clinica. Ho solo risposto alle domande dei giornalisti, ha spiegato all'ANSA il governatore rispetto al calo drastico del contagio. È indubbio che i fattori possono essere molteplici e la comunità scientifica spesso non è concorde sulle cause: cambio delle temperature, l'andamento naturale dei coronavirus che se ne vanno in primavera e estate, la mutazione del virus, un virus artificiale. Un'ipotesi, quest'ultima, tutta da dimostrare, che però è in capo appunto agli esperti, ha concluso Zaia. Torniamo invece sul fronte economico, lo accennava proprio Zaia. I dati dell'Osservatorio di Veneto Lavoro sul bimestre febbraio-aprile 2020, raffrontati allo stesso periodo dello scorso anno, parlano di 60.000 occupati a termine in meno in un anno. Se una piccola parte di loro è transitata verso altre forme contrattuali, anche a tempo indeterminato, molti, la maggior parte, sono rimasti senza lavoro. Nel frattempo la CNA del Veneto ha stimato in 3,5 milioni di euro la perdita ogni giorno per gli operatori del benessere, con il lockdown ancora attivo per queste realtà. E sul decreto in arrivo a giorni del governo, durissime le parole del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, oggi pomeriggio durante la nostra diretta. Sentite. Gli imprenditori sono veramente sconfortati perché non sono arrabbiati. Io ho ricevuto personalmente in Confindustria più di 900 lettere di 900 imprese che si lamentano di tutto quello che sta succedendo. Le faccio degli esempi proprio concreti, ma di un secondo. Aziende che hanno sedi all'estero che non possono andare all'estero perché non li fanno entrare. Aziende che non hanno ordinative, aziende che non sanno come pagare i fornitori che non vengono pagati perché nel decreto di liquidità non ci sono immediatamente le risorse e perciò ci sono finanziamenti che vengono richiesti ma non vengono deliberati e la garanzia viene rilasciata dopo 60 giorni. Liquidità non immediata che non c'è, le tasse che bisogna pagare, cioè non sono contenti, sono sconfortati. Ed è più brutto di essere arrabbiati, perché l'arrabbiato in qualche modo combatte per rialzarsi. Lo sconfortato a un certo punto si lascia andare. Mi ricordo il primo decreto dei 25 miliardi, dove si diceva che ogni miliardo alimentava 14 miliardi. Avevamo show politici di persone del governo che dicevano che la manovra da 25 miliardi aveva un indotto da 300 miliardi. Poi mi ricordo il bazooka dei 400 miliardi dal punto di vista della liquidità. Non me lo sono inventato io questo termine. Mi sembra che il bazooka abbia sparato contro gli imprenditori anziché rilanciare la crescita. Adesso facciamo una manovra che non serve a niente. Diamo un contributo di 3 mesi alle persone per l'affitto, lo danno ai proprietari, marzo, aprile e maggio. Partono dal presupposto che il 1° giugno il signor Vincenzo Marinese, proprietario di un ristorante, apre e il 30 di giugno è in grado di pagarsi l'affitto, il personale e tutti i costi di gestione. E perciò alla fine lui ha pagato il passato e partiamo dal presupposto che nel futuro riuscirà a pagare tutto. È una follia acuta. Queste le parole di Marinese. Nel frattempo il gruppo del Partito Democratico al Senato ha indicato oggi il senatore veneziano Andrea Ferrazzi come membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario in sostituzione del senatore Luigi Zanda, dimissionario. Lo ha annunciato lo stesso Ferrazzi in un post su Facebook nel quale dice: ho accettato volentieri, è un settore strategico per il nostro Paese sia in tempo di emergenza che in tempo ordinario. Attraverso le banche
Passano finanziamenti essenziali sia per le imprese che per le famiglie, dice Ferrazzi. Le politiche monetarie hanno una ricaduta diretta sull'economia e anche per questo va garantita la massima trasparenza e il funzionamento dell'intero sistema. È stata una settimana drammatica in tutto il Veneto sul fronte degli incidenti stradali, perché con il ritorno, del traffico purtroppo sono tornati i drammi lungo le strade. L'ultimo nel veneziano la scorsa notte a Mestre. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Asseggiano. Luca Rallo, mestrino di 52 anni, di professione capitano della CTV, stava rientrando a casa in sella alla sua moto. I motivi per i quali abbia perso il controllo del mezzo sono ancora in fase di accertamento. Di sicuro al momento c'è solo il tragico epilogo della vicenda. Lo scontro con un palo ai margini della strada si è rivelato fatale. Via Asseggiano è una strada lunga diversi chilometri che conduce da Mestre a Spinea, lambendo i territori di Chirignago e di Zelarino, ed è qui, all'altezza della fermata di Marzabotto, che ieri notte si è verificato l'incidente mortale. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM ha dovuto dichiarare il decesso del motociclista. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente, di cui a qualche ora di distanza rimangono alcuni segni sull'asfalto. Luca Rallo lascia 2 figlie, ma da Venezia a Mestre è unanime il cordoglio che si è manifestato in queste ore per la sua scomparsa. Parenti, amici, colleghi di lavoro piangono la scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno profondo e indelebile in chi l'ha conosciuto. Torniamo a parlare di trasporto pubblico a Venezia con le nuove norme anti-coronavirus. Qualche persona in più in un battello che in tempi normali ha una capacità di 400 passeggeri sono bastati a non far partire la corsa al lido, scatenando il caos. I sindacati di categoria ribadiscono che ci sono forti difficoltà. Il battello attraccato a Santa Maria Elisabetta e diretto a Punta Sabbioni era per 400 passeggeri. A bordo erano 100 e poco più, ma quel poco più, pare circa una dozzina, in tempo di distanziamenti anticontagio da coronavirus, fa davvero la differenza. La differenza tra poter partire o meno. Il capitano ha scelto di non partire, una decisione che ha generato 40 minuti di caos e discussioni concitati al limite dell'insulto fino all'arrivo dei carabinieri. Lui ha rispettato l'ordine di servizio impartito dalla direzione aziendale per il mantenimento del distanziamento sociale. Non aveva altra scelta. Nell'incontro che abbiamo fatto il 6 di maggio con l'amministrazione comunale abbiamo evidenziato che ci sono delle criticità e quindi abbiamo chiesto dei rinforzi da fare in maniera chirurgica nelle fasce, nelle punte orarie del pendolarismo soprattutto. Accorgimenti che però potrebbero rivelarsi insufficienti con le ulteriori riprese di attività previste dal 18 maggio. I sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto. La situazione potrebbe essere tale da rendere necessaria la presenza delle forze dell'ordine. Quando i bavoretti sono pochi, per le note ragioni che conosciamo oramai tutti, e le persone hanno necessità di una mobilità, soprattutto nel comparto di acqua, perché nessuno ha ancora imparato a camminare sull'acqua, le persone poi, alcuni sono rispettose delle leggi, altri invece possono anche dare in escandescenza. Una parola tira l'altra e purtroppo poi succedono questi spiacevoli accadimenti. I sindacati del trasporto pubblico si sono confrontati con l'assessore regionale Elisa De Berti, manifestando anche la difficoltà che a volte si incontra nel far rispettare l'obbligo di mascherina ad alcuni passeggeri che salgono sui mezzi pubblici. Noi come agenti di pubblico servizio non abbiamo la facoltà di usare la coercizione. Certo inviteremo i passeggeri in questo senso, però sicuramente occorre l'appoggio e l'ausilio delle forze dell'ordine. Altra cosa che abbiamo chiesto all'assessore, la possibilità di valutare di aumentare la capacità di imbarco dei mezzi, analogamente come è stato fatto in Lombardia e a Milano, proprio per venire incontro alle necessità dell'utenza. Avete visto durante il servizio del punto stampa di Zaia alle sue spalle i cartelli dei titolari degli asili privati delle maestre. Hanno manifestato con un sit-in davanti alla sede della Protezione Civile stamattina. Siamo venuti per avere risposte, abbiamo cercato di muovere il mondo, però molto spesso le risposte sono state copia e incolla, cioè ci stiamo muovendo, sapete l'emergenza qual è, però effettivamente dopo quasi 80 giorni di chiusura
diventa difficile. Difficile far quadrare i conti, ancora più difficile fornire un servizio a tutti quei bambini costretti a casa dalla quarantena e che adesso con la fase 2 hanno visto i loro genitori rientrare al lavoro. Da qui il nuovo grido d'allarme lanciato da molte scuole materne del Veneto che si sono date appuntamento all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. È bastato un tam tam sui social per trovarsi in decine, un movimento spontaneo nato da necessità impellenti. Noi abbiamo costi che sono maturati in tutto questo periodo, di conseguenza non sapremo proprio come faremo a ripartire. Più i dipendenti, ok, cassa integrazione, però c'è stata un'integrazione degli stipendi. Le tasse le abbiamo comunque pagate in questi 80 giorni e gli affitti li abbiamo pagati. Anzi, io non ancora perché chiaramente... Però la situazione è veramente tragica. La situazione è davvero difficile, diciamo che questo gesto per noi è un gesto di speranza, che qualcuno ci ascolti, perché non riusciamo più a capire se riusciremo ad aprire le nostre strutture. Insomma, più passano i giorni, più i costi aumentano, minori sono le probabilità di ritornare ad aprire quando ci sarà l'ok di scienza e governo, ma il futuro comunque è nero perché il rapporto metri quadrati per bambino è destinato a cambiare. La questione non è solo logistica, ma di sostenibilità economica. Vale a dire 1 a 3 per il nido e 1 a 5 per le scuole dell'infanzia. Normalmente la legge prevede 1 a 28 per le scuole dell'infanzia, quindi 1 a 5 sicuramente il sistema collassa, così un po' anche come al nido. Sicuramente più importante è la differenza, quella della scuola dell'infanzia. Dopo l'incontro con l'assessore Lanzarin, le parole di Zaia, il sostegno della regione è pieno, ma anche qui si dipende dalle determinazioni del governo. Penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto. Le forze dell'ordine usano anche i droni in questo periodo di controllo coronavirus, ma servono anche per stanare i ladri. Attraverso il servizio controllo del territorio, che ovviamente il questore intende ringraziare in maniera particolare, abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione 2 team della Polizia di Stato con relativi droni che sono stati messi in campo proprio per fronteggiare l'esigenza di tutelare beni mobili a disposizione di eventuali malviventi che volessero approfittare di questa situazione, di una minore percezione di controllo da parte delle forze di polizia. E così, dopo le numerose denunce di furti avvenuti nelle scorse settimane, venerdì sera gli agenti della questura hanno intercettato, grazie ai droni e non solo, 2 presunti ladri di 19 e 17 anni proprio mentre salivano a bordo di 2 barchini in un canale secondario nella zona di Campalto. Abbiamo individuato i soggetti a bordo dei nadanti con un'azione coordinata dall'acqua, dalla terra e dal cielo, non solo attraverso i droni, ma anche grazie all'ausilio del reparto volo di Venezia che ha messo in volo il Poli. Siamo riusciti a individuare questi 2 soggetti, a fermarli prima che prendessero il largo con i loro mezzi che montano dei motori molto potenti e che ovviamente, essendo delle piccole imbarcazioni, garantiscono una navigabilità sia nelle acque basse sia a velocità veramente sostenute. Quindi i 2 mezzi sono stati sequestrati. E i 2 ragazzi denunciati per ricettazione con multe per quasi 5.000 euro per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa. Il maggiorenne era già noto alle forze dell'ordine. Nei barchini c'erano vari componenti nautici provento di furto, una coppia di casse audio, una batteria, una piastra salvaspecchio in alluminio per fissaggio del motore, un'elica in acciaio, una tanica di benzina. Da ulteriori accertamenti è emerso che il materiale era stato rubato il 29 aprile a Venezia da una barca ormeggiata a Cannareggio. Le indagini continuano anche sulla base di altre denunce. Ed ora il viaggio della nostra Ilaria Marchiori con la canottieri Mestre che è pronta a ripartire. Grazie al nostro amico Paolo siamo saliti a bordo di questa imbarcazione, nello specifico un sandalo, per vedere bene la situazione della laguna qui a Punta San Giuliano, un altro punto di vista, un'altra zona che non siamo abituati a vedere così.
Qui, dove solitamente si allenano i membri della Canottieri di Mestre, è tutto fermo. L'acqua della laguna non è mai stata così pulita, lo si può vedere anche proprio cercando di prenderla in mano, è davvero trasparente. La laguna in questi 2 mesi ha potuto riposare. È pur vero che una situazione come quella che vedete alle mie spalle, qui a Punta San Giuliano, è anomala per questo periodo dell'anno. Solitamente qui ci sono i soci della Canottieri che si vengono ad allenare e che stanno aspettando di poter ritornare in acqua, ma questa forse è un'immagine che nel bene o nel male non tornerà più. Questo rimanesse come un patrimonio, uno dei pochi patrimoni positivi che ci può lasciare questo virus. È un intervento che abbiamo già chiesto continuamente di controllo del traffico, perché se le velocità sono quelle che abbiamo visto passare 2 minuti fa, chiaro che tutto tornerà come prima. A buon intenditor poche parole. Da sempre Cuman lotta contro chi non rispetta i limiti di velocità, che ora sembra essere tornato alla carica. Mentre alla Canottieri tutto è pronto per ripartire, dai campi da tennis alla palestra. Basta l'ok. La società in questo periodo ha fatto tutte le sanificazioni prescritte dalla legge, ha fatto una manutenzione direi ottima della sede, rinnovando tutti gli ambienti locali, la palestra, gli spogliatoi eccetera, quindi si spera che dal 18 finalmente si possa riaprire con determinate limitazioni, ma vi aspettiamo tutti in quanto la Canottieri è più bella di prima. Ci sarà una zona per la canoa, una zona per il canottaggio, una zona per la vela e all'interno di quelle zone ci sarà un numero massimo di persone. La voglia di ricominciare è tanta, ma bisognerà guarire dalle ferite provocate. La nostra società è strutturata in modo tale che le quote sociali in realtà coprono solo una parte dei costi, degli enormi costi di gestione che questa società ha. La gran parte dei proventi per far quadrare il bilancio vengono dai corsi che si fanno fare tramite allenatori del CONI e personale appunto qualificato, tecnico, che però appunto in questo periodo sono venuti a mancare e quindi adesso incominciamo ad essere in grosse difficoltà. Speriamo che ci sia appunto una sensibilità da parte delle istituzioni per far aiutare sul territorio le varie realtà anche sportive che stanno soffrendo. Con la speranza di rivedere tutte queste imbarcazioni, ora ferme e tristi, rientrare in acqua al più presto. Un altro nome per la sfida elettorale di Venezia ed è un nome ben conosciuto. L'avvocato veneziano Francesco Mario D'Elia scende ancora in campo e per la 5ª volta si candiderà a sindaco di Venezia con la sua lista, il Movimento per l'Autonomia di Venezia, di cui è leader indiscusso. Obiettivo: tenere viva la fiamma della battaglia autonomista in città. Mi candido come sindaco di Venezia e quindi ritengo, perché me lo chiedono in tanti, mi candiderò alle prossime amministrative comunali di ottobre per difendere l'autonomia, la specificità di Venezia e per difendere tutto quello che questa amministrazione comunale non ha difeso. L'ultimo referendum per la separazione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi è naufragato e non ha raggiunto il quorum. Ma D'Elia non vuol sentir parlare di fallimento. Non vi è stato alcun fallimento, non era necessario il quorum. Sul 40% e il 38% che ha votato ha vinto il sì, quindi il referendum. Volevo preavvisare che a breve c'è l'udienza di fronte al TAR del Veneto che dovrà decidere se per un referendum consultivo, questo è un referendum consultivo, vi sia o meno la necessità del quorum. Dal borgo storico di Malamocco, molti secoli fa comune autonomo della Laguna, annuncia anche un suo secondo storico progetto: andare a votare per costituire il comune autonomo del Lido e Pellestrina. Riteniamo che l'isola del Lido di Venezia e l'isola di Pellestrina abbia diritto a dirigersi a comune autonomo, non avendo nulla a che fare né con Mestre e un po' meno con Venezia. Visto che non siamo riusciti a ottenere l'autonomia di Venezia, ottenevo quantomeno l'autonomia del Lido e di Pellestrina. Un nostro sindaco e la comunità, la gente che abita sarà tutelata e sarà difesa, non come in questa situazione in cui il comune
non interviene neanche. Attenzione che qui al Lido c'è un prosindaco, c'è un assessore, ci sono grossi responsabili dell'attuale amministrazione comunale e non hanno fatto nulla. È tutto, vi lascio al meteo e poi il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno con l'anticiclone, sarà una domenica con tempo stabile, ma una perturbazione arriverà sul fine della giornata. Il dettaglio del 10 maggio. Sul Veneto sarà molto nuvoloso, vedete, con cielo coperto, ma in genere la giornata trascorrerà senza precipitazioni. Nel pomeriggio potremo avere localmente qualche sprazzo di sole anche, ma in serata e in nottata tempo indeciso peggioramento, con piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime in lieve calo tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di variabilità atmosferica, cielo a tratti coperto, qualche sprazzo di sole al pomeriggio, ma rovesci nel corso della nottata. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Stessa situazione poi anche sul Trentino Alto Adige, anche qui con cielo molto nuvoloso e con tempo in graduale peggioramento. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime invece fino a 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.